Ringrazio gli amici per avermi invitato, non fosse altro perché io forse sono stato come dire, testimone di questo successo che il dottor Dreher e CVC Posse hanno ottenuto a Udine in questo festival dedicato alle lingue minoritarie, che credo testimonia intanto una sensibilità anche diversa da parte degli enti locali, in questo caso della Regione Friuli, proprio per la promozione e la valorizzazione della lingua friulana. Quest'anno era la prima edizione di questa manifestazione a Udine, con l'intenzione poi tra 2 anni forse di poter ospitare la manifestazione a livello europeo, che come spiegheremo si svolgerà invece a fine ottobre in Olanda. C'è stata una preselezione dei materiali giunti al comitato organizzatore, che è costituito appunto dall'Arlet, l'agenzia friulana per le lingue, per la lingua friulana, e da Radio Onde Furlani, che è una radio comunitaria storica di Udine. Credo che fossero arrivati qualcosa come 26 lavori, c'è stata una prima schermatura, molti erano già di artisti sardi. Da questa schermatura sono stati ammessi alla finale che si è svolta sabato scorso a Udine 8 brani. 3 di questi brani arrivati in finale proponevano composizioni che erano proprio legate al sardo, dunque alle varianti delle lingue parlate nella nostra regione, oltre al campidanese di dottor Dreher, il catalano presentato dai Cicimeca. Poi c'era questo connubio tra un gruppo friulano, i Resistance Dub, che ospitavano un freestyle algherese, Sebastiano Piras, che è meglio noto come vive a Olbia, lui nasce che vive a Olbia, sì, diciamo che è più olbiese, insomma, anche perché ha lavorato a suo tempo con il Tostorina Dub System, meglio noto come Dr. Boost. Questo brano era costituito da una parte scritta in friulano, una parte scritta e cantata proprio dal dottor Boost in friulano. E direi che l'aspetto esaltante per la Sardegna è stato che proprio queste 3 rappresentanze sarde, unitamente a brani cantati in ladino, romancio, arpresce, la lingua degli albanesi in Italia, la sorpresa è stata che proprio questi 3 brani hanno avuto i migliori consensi. Il risultato di questo concorso, di queste classifiche, e che i vincitori delle 2 graduatorie hanno acquisito il diritto a partecipare all'IET International, che è un festival di carattere europeo che si svolge da 6 anni in Olanda, promosso dalla minoranza linguistica frisona in Olanda, nella quale vengono ospitati i vincitori di analoghi concorsi a quello che si è svolto a Udine. Per cui in Olanda andranno Lino Straulino e proprio il dottor Dreher. Devo dire che la griglia dei partecipanti a questo festival, in programma il 31 ottobre, in questa località olandese che si chiama Ljuvert, è già stilata. Sono stati invitati, o quantomeno hanno ottenuto il passaggio a questa finale, 11 gruppi in rappresentanza di diverse minoranze linguistiche, che si va dall'asturiano all'appone, dal frisone all'irlandese, dal gaelico all'occitano, dal tedesco al lituano, ancora alle lingue minoritarie della Caraiba. Ed è per la prima volta che la lingua sarda si affaccia a questo festival di portata europea. Dico ancora 2 battute veloci, perché poi è molto meglio dare la parola a loro, che sono stati protagonisti di questa manifestazione, anche per esporre un pochino le problematiche che forse si presentano adesso per affrontare una trasferta come quella in Olanda. La giuria che ha valutato i gruppi era presieduta da Orno Falcana, che è uno degli organizzatori del concorso in Olanda, e lui era rimasto, come dire, colpito anche negativamente dalla scarsa presenza scenica dei gruppi. Lui si aspettava, proprio perché magari aveva a che fare con suoni magari legati al Mediterraneo, a esecuzioni che avessero un particolare appeal proprio sul palco. Gli unici che avevano soddisfatto da questo punto di vista sono stati proprio il dottor Dreher e CVC Posse, tant'è che nella graduatoria doveva essere stilato si doveva dare un voto più alto al gruppo che più impressionava. Nella classifica personale, diciamo così, nella graduatoria personale del presidente della giuria, Orno Falcana, il voto più alto è stato attribuito proprio a CVC Posse, proprio per questa loro presa immediata sul palco, che evidentemente ha conquistato anche il pubblico a giudicare dei voti che sono stati espressi.